destra adesso qui lavorano, fanno restauri anche qua, hanno fatto un contratto con grandi stazioni italiane, con una compagnia che si interessa al restauro e ristrutturazione delle stazioni. Hanno iniziato con le binarie, lavorano nell'interno e ultimo sarà dopo. Questo è l'edificio vecchio che è in stile Liberty, stile della secessione, stile nuovo o art nuovo, come volete chiamarlo. Se guardate sulla destra potete vedere una torre grande come missile. Questo è il nuovo ripetitore della TV. In questo momento siamo sulla strada che è considerata come l'autostrada, che fu costruita 40 anni fa in centro della città. Per entrare si passa dietro il Museo Nazionale, per uscire si passa davanti al Museo Nazionale. Così questa è la strada che va verso il vostro hotel. Se guardate a sinistra potete vedere a sinistra la torre scura, la torre delle polveri, dove si arriva fra poco, e qui sotto c'è la stazione ferroviaria, prima stazione che attualmente viene usata per le linee interne. Noi adesso arriviamo accanto a quello, ci saremo più vicini come possiamo arrivare con le pullman e scendiamo e iniziamo visita da lì a piedi. Qui adesso noi abbiamo davanti a noi uno dei ponti per dopo venire a prenderci, dove riprendere questo ponte, arrivare dall'altra parte lungo fiume e ponte Colonne Gialle. Noi adesso scendiamo qua sulla destra, abbiamo Hotel Hilton qui, si chiamava Atrium, dopo che è cambiata gestione hanno cambiato il nome. Queste costruzioni dove ci sono le assicurazioni e gli altri uffici qui sulla nostra sinistra sono state costruite dopo alluvione 2002 che abbiamo avuto qui, che abbiamo avuto grandi problemi. Vai avanti al semaforo vai a destra. E noi adesso così siamo arrivati a questa zona qua, questa è zona Praga 9 e sulla destra sarà fra poco Praga 1, perché tutte e quattro città storiche sono considerate come Praga 1. È il palazzo che è sulla nostra sinistra, Museo di Praga, con l'esposizione storica della città. Noi adesso proseguiamo dritti, faremo un giro attorno al blocco di queste case. Guardala sulla sinistra, c'è parcheggio, là fondo ci saranno le frecce, là c'è parcheggio per le pullman, così voi parcheggiate lì e dopo quando uscite fate questo. Andiamo avanti adesso. Uno dei più grandi sviluppi edilizi della città del nostro paese è stato a fine 800 e inizio del 900, così potete vedere anche vari stili architettonici, tutta la storia del paese si vede proprio qua. Uno dei palazzi come sulla sinistra è il Rondo Cubista, uno dei due palazzi che abbiamo nella città in questo stile. Noi giriamo qui a sinistra. Qui adesso noi in questo momento giriamo a sinistra perché dritto abbiamo, si può dire, per i pullman giri obbligatori e anche dove si può fermare. In maggioranza dei posti si può restare massimo 10 minuti per scendere e salire. Noi adesso arriviamo, scendiamo là dove c'è il pullman.